A 3 settimane dall'avvio della fase 2 in Sardegna l'epidemia rimane sotto controllo. Nell'ultima settimana sono registrati appena 3 casi che fissano in totale a 1356. Oggi si è contato un nuovo caso in provincia di Oristano, ma il totale non cambia perché nei giorni scorsi era stato conteggiato erroneamente uno in provincia di Sassari. Sale invece a 129 il numero delle persone decedute, una in più rispetto all'ultimo aggiornamento, mentre prosegue il trend positivo dei guariti, ormai 940, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18 unità. Positive nell'isola sono 287, 6 in terapia intensiva, 58 ricoverati con sintomi, 223 in isolamento domiciliare. Il numero di persone positive non cresce nonostante stiano aumentando i tamponi effettuati con una media di oltre 1000 al giorno. Il numero totale di test, 49.675, colloca la Sardegna agli ultimi posti a livello nazionale, ma è anche vero che nell'isola il virus nei 3 mesi dell'emergenza ha circolato poco e con focolai che sono stati individuati e messi sotto controllo. Al numero totale di contagiati andranno sottratti in sede di revisione finale i 17 operatori sanitari dell'ospedale San Francesco di Nuoro che, dichiarati positivi ai primi di marzo, in realtà non hanno mai sviluppato il coronavirus, dal momento che i test sierologici effettuati nei giorni scorsi hanno escluso che siano entrati in contatto col virus. I dati sull'epidemia sono positivi e indicano una situazione sanitaria sotto controllo, ma questo non significa che sia arrivato il momento di abbassare la guardia. Il via libera all'apertura di fatto a tutti gli esercizi commerciali ha moltiplicato il numero di persone in giro, ma serve ancora prudenza, il rigoroso rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e l'utilizzo delle mascherine e dei guanti nei luoghi e nelle circostanze in cui siano richiesti. Questo per fare in modo che la Sardegna mantenga i bassi numeri di contagio mostrati in questi mesi, un'autodisciplina che i sardi sono imposti e che ha dato i risultati sperati dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. Rimane il nodo di conciliare l'avvio delle attività turistiche con l'arrivo dei vacanzieri dalla penisola e un basso livello di contagi. Servirà anche in questo caso senso civico e un'attenta vigilanza sanitaria al fine di non far risalire i contagi e rischiare di riportare l'orologio del coronavirus indietro di mesi.